Stammi in live, Raffaè. 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 Oh! Raffaè. Allora, vengono ciuffi stasera, veramente da invidiare. Ah! Con canzone... Con canzone già metto, aspettate. Eccola qua. Salve. Salve. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Nada è favore, nada sembra con me. Però da già stuppiamo ragazzi, allora con noi questa sera c'è il nostro Raffaele. Ciao Raffaele, saluta. Ma non è qui stasera, io sto sempre perché è qui stasera. È vero. Cioè perché non stai presentando? No, amore, tu ci stai là di sera. Ci sei stato già con voto prima di stasera? Sulle cascate? Ci sei stato già. Sì. Là ti voto. Mo Mo ci sei stato, mo ci stai ancora. Mo ci stai. sei ok, come c'è la live che sei piccato. Mo ci stai però. Cioè, tu ci sei stato là di Con noi voto. questa sera Luca Arena. Buonasera, oggi. Ma mo Ecco sì. qua. Che prima c'è stai? C'è stai prima? Ci stai tu? Prima. Oh. Oggi però non lo so. Allora, allora ragazzi, premettiamo una cosa. Allora, già fatto cosa dire la ricetta nostra, voglio sapere. Voglio sapere chi ha fatto allora mi su cosa dire la ricetta nostra. Tutti quanti morisci Raffaele, normale, no? Non Massimo. può credere, tu credi. Comunque, allora, ci siamo svegliati presto questa mattina rispetto agli altri giorni, abbiamo sonno, ha detto "Vabbè, facciamo lo stesso la live. Capì? E a cuscio a dritto. Fa male questo occhio qua a me. Come? Ho dormito male. Hai dormito male? Sì. Come si fa a dormire male? Quando dorme bene dorme così. Ma si può sapere pure un Ma dorme male. Mamma mia, fra, mamma mia. Allora ragazzi, questa sera ci sarà il nostro Lì. siamo andati anche a dormire presto. Infatti che sta lì, mamma mia, stamattina si è fatto giù. Allora, Meno male che mi sento proprio. siamo pronti? Faccio un buttone di pazza a me sì. No, fra. Siamo pronti? Mi abitui. Vabbè, chiediamo qualcosa alle persone che incontriamo, vai. Rallenta la chat. Cammini stanno scendendo, rallenta la chat. I mod. Ragazzi, freestyle dedicato a chi dona stasera. Si doni Rafè? Ah? Se io dono? Non posso mai dedicare un freestyle, mi fai perdere l'ispirazione. Shin. Dimmene poco che c'è per me stasera. Buon Sara. Bonzara. Buon Matteo. Matteo. Non di coglie, bastardo. Ma tu sei Paolo Migliaccio, Paolo Migliaccio. Paolo. Sì. i ragazzi di Napoli. I ragazzi, Tu che siamo fai di le Napoli. live su Fortnite. Lui fa le live su Fortnite, no io. Tu sei Raffo. Raffo Art. Tu non facevi i video su... Allora, abbiamo Paolo incontrato. Migliaccio. Paolo Migliaccio e Raffo Art. Allora, ciao, ti presento Raffaele, un ragazzo che non hai mai visto, non ha mai potuto conoscere perché ce l'ho io qua a casa mia. Te lo voglio presentare perché comunque il Ghita è morta. C'è una ragazza bionda, amici, c'è una ragazza bionda. Oh sì. Quando anni roba va a cango. Scusami. Oh! Figlio di puttana! Fra drogas! È sempre che l'ha dato, vai. Chi si danno fuori il... Buonasera da Paolo Migliaccio, Raffo e Tedua. Brava, vero? Ciao. Ciao, Hello, Paolo Migliaccio. vi presento Raffaele, non lo troverete Hello, da nessun'altra Gilbert. parte, solo qui su Micol. Eccolo Ciao qua. Raffaele. Ciao, che fate? Oltre ad annoiarvi. Boh, guardiamo voi e vi ascoltiamo. Ah sì?
Sì. Ti piace ascoltarci? Sì, assolutamente sì. Ah. E quindi Raffaele ora vi dirà una barzelletta. Vai, Pensa Raffa. ci dici le barzellette. No, non dare Come? diretta, veramente. No. Come Non le no? so dire le barzellette. Dai. Dai, una a testa. Chi è la No, più e sono solo le intelligente? barzellette in dialetto No, no. napoletano e non le capireste. Quindi. Tra tutte e due è lei la più intelligente? Non è vero. Sì. No, la vedo la più intelligente. Sono un po' scema io. Cosa ho detto? Mi devo fare. Mi devo fare. Quel gioco glielo puoi fare, Un secondo me. bocchetto. Sì. Allora, testiamo un attimo la tua attenzione. Vediamo se No, sei attenta. Ma è una roba per uno o per tutte e due? Pure per 3. Però è diretta a una, dai. No. Dai, diretta a 2. No, ascoltatela insieme, però mi risponde una. Ok. Allora, immagina. Che puoi? Che puoi immaginare? Tanto si può immaginare. Immagina poi. Immagina che stai seduta sulla panchina. Questa panchina sta posizionata sulla cima di una montagna. Tu ti sei fatta questa passeggiata per questo bosco in questa montagna e ti sei seduta stanca su questa panchina. Stai col cellulare in mano, stai perdendo un po' di tempo e arrivano da lontano una coppia di anziani, marito e moglie, mano nella mano. Tu li guardi comunque, sai, a dire che bella coppia, stanno da tanti anni insieme. Non c'è la cosa principale. Ah, cazzo, so parlare, sì. Io mi metto ti racconto questa cosa, io dopo ti faccio una domanda. No. Ti farò dire no, anche se tu non lo vorrai. Ok? Io ti faccio dire no. È una tattica di gioco. È una tattica di gioco questa. No, aspetta. mi fa trire. Allora, Ma domanda c'è. allora, io ti faccio dire no, anche se tu non lo vuoi. Ma vai Ok. avanti. Stai su questa montagna col cellulare in mano, arriva questa coppia di anziani, tu li guardi e dici ah però che bella coppia, stanno insieme da tanto tempo, chissà se un giorno troverò anche io l'amore della mia vita, una persona per tutta la vita. Aspetta. Già lo conosci sto gioco? Sì. No. Sì, allora Non fa devi male. dire no. Ero pechinese. Però sto qui già, io Ah? sto qui. Ma tu mi hai fatto imbrogliare, io parlavo sempre. Ora alla fine che dici? Non so, ci muovo. Allora, comunque, questi due Ha detto di no vecchietti- comunque. Ha detto di no, Raffaele. Ha detto no. Non è Sì, vero. Non è Sì, vero. sì, lei ha detto sì e lei ha detto Stai no. mentendo, stai mentendo tu. No. Ma quanti messaggi Allora, mandi? signorina con la francetta. Non è vero, Già lo lui conosce, non mente. Fa fragola io. Suavemente, non lui. Ah, suavemente. Allora besame. Besame ha detto. Besame. Baciala. va. Dai, No, c'è vai coronavirus. No, non si può. Ok. Dai, vai avanti. Come si reggo Ma l'hai sentito? Ma l'hai sentito quanti? Sì. Eh no, ha detto già no lei. 7. Ho detto già no. Sai, quando mi manda tanti messaggi, ma io non posso vedere, sblocco le notifiche. Boh, vai avanti. Dove No, va? la ragazza con gli occhiali già ha detto no, è finito il gioco. Ti ho detto di non dir no, porca puttana. Mia madre l'ha detto. Wow, mamma mia che ridere, no Ma vabbè. dove siete? Dove siete? Venezia. Venezia? Mm. Anni? Pochi, no, dai, 18. Sì. Abbiamo la carta d'identità sotto perché lei non vedere la mia carta No, non la d'identità? fai vedere proprio per niente. no, Ascolta, pensavo- voi di dove siete? Noi siamo di dove siamo secondo voi? Di giù. Di giù. Io sono di 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 Napoli. Di Napoli. Catanzaro. Se manca noi Catanzaro. Io sono in Umbria. Siete in Umbria voi? Sì. Ma sì, è... Venezia. Che? Anche un po' di Venezia, tutte e due. Un po' tutte e due. Che cosa vuol dire? Non lo so, non ne sto capendo. Io ero rimasto che noi eravamo di Napoli, poi non ci capite niente. Noi non lo so, siamo E di, mi ha distratto lui. siamo di Venezia, ha detto. Lo sentite che sono di Venezia? Anche voi siete di Venezia. Anche noi siamo di Venezia. Allora ci Noi siamo troviamo di là. Venezia. Ci troviamo a Canal Grande. Ci vediamo tra le gambe, non ho capito. A Canal Grande. Ah! Ho capito, ci Sotto- vediamo. Però lui può venire a Venezia per lavorare. C'ha il 47 di piede, può mettere le gondole nel fiume. Che figo, Ma no? sì, ma- Vabbè, dai. ma No, poi- che figo, beh dai. Che dai, che bello che ti Vabbè, dai, insomma. Allora, io voglio indovinare una cosa. Tu hai 17 anni, giusto con gli occhiali? Sì. Dove? Ne ho 18. 18.
Ah, mo sì, ok, Senza occhiali sì, senza occhiali sì. L'occhiale ti toglie. Vedi, guarda qua, hai fatto 16 anni, mo. Mo c'hai 16 No, anni. me ne danno 15 con gli occhiali di solito. No, io 16 perché so vedere bene. Ho capito. Togli gli occhiali. Oh, auguri, hai fatto 18 anni, Voi quanti ne avete? Uff, Aspetta. uff. Io col cappello, quanti me ne dai? Però qualche sei troppo su. 26, Senza cappello? 28. A me con il telefono? Io con la bottiglia d'acqua? Una bottiglia d'acqua, 18 anni, una bottiglia. Bene. L'altra Tu- invece pure 18 anni? Sì. Sì. Tu con gli occhiali ne hai Due occhi. 25. Oh, wow. Complimenti. Complimenti, guarda. A me hai sbagliato. Quanti ne hai? Di più. 30. Giusto. Quello dietro invece ne ha 19, 17. Sì, c'è. No, 15 anni. 20 anni c'ha 20 anni. Ok, beh, 2 su 3. 2 su 3. 2 su 3, 1 su 3. A me hai sbagliato, hai sbagliato. Vabbè, poi ho rimediato. 1 su 3. Poi ho rimediato, che vuoi? Fa furba, 1, 3, che cosa? 1 ne indovinate. No, poi ho rimediato. Togli gli occhiali. Senti, fai parlare con tua sorella più grande, tu sei piccolo, non capisci niente. Come Metti gli scusa? occhiali, voglio parlare con quella con gli occhiali. Devo dire a tua sorella piccola che ha sbagliato, ha detto 2 su 3 invece era 1. No, vi sto ascoltando. Sto parlando. Come ti chiami tu con la frangetta? Anna. Anna, tu? Anna Scundu. Ma una cosa? Ho detto Anna Suna è una mia amica, somiglia a una mia amica Anna Scundu. Io mi chiamo Simona. Ok. Ah, Simona e Anna. Sì. Ok. Anna e Simona. Anna e Simona quindi. O Simone e Anna. Dipende come siete. Se mette per maestra a caso. Vabbè, lo Simone vedo prima Anna. Anna. Simona chi è, scusate? La ragazza con la frangia. No, quella con gli occhiali. È Simona. Simona c'ha. Anna invece è quella là con i capelli. Come si Anna sta in I frangia. capelli, io non li ho i capelli. Stai in Talanello. Sono pelata. Che c'hai? La pelata. Una passata ce l'hai? Facciamo gli spaghetti, È orario. Qua, pure un uomo Avete mangiato? Siete amiche, sorelle? Che siete? Sorelle. Sorelle. Siete sorelle? Va assomigliato. Non va somigliata, ma anche se mettete una busta in capo tutte e due. No, Si chiama sempre il contrario invece. Boh. si somigliano, sai perché? Quello che non c'ha lei ce l'ha quell'altra. Poi lei non c'ha gli occhiali, ce l'ha quell'altra. Quello non c'ha la fronte. e Allora, quello qui ce a te l'ha. siamo frate, tu tieni lente in nettengo, tu tieni capille in nettengo. Uguale. Così si Uguale. ti tenga la panza e tu non la tieni. Uguale. Una piccola domanda. Perché bevi da nascosto, scusa? Maleducazione bere con la bottiglia davanti alle persone sconosciute. Hai ragione. Bravo. Complimenti. Si chiama. Qua, sti fatti che sapevo, sincero. Perché voi non avete educazione, che voi siete una banda di scusumati, voi che siete? E adesso Che schifo, che beva! 3 giorni che hanno bravo. è codeina? Bus. È codeina? Ma che è lo shrub? Che cazzo sa bevuto? Stai a bere la codeina? Sa bere la codeina? Stai a bere la codeina? No, no. Va buono. Sincero, parlano poco di fizz. Para, andiamo. Quelli che la frangetta non pare, poi fa la fessa con la frangetta, pare. No, non mi facevano divertire. Sta chiuso. Mamma mia. Come bellissimo. Venezia. Io ci femmine più bellette di a Napoli, parevano uguali. Ma ci fai un po' uguale così, la frangetta come teneva che la frangetta alla gioielliera. Bella bionda, parla con me. Ti offendi. No, aspetta, biondo. Va bene. Oh, fra. La fattura fa striate, chi? Facci i cazzo, no tu, lei prima. Di prima c'è. Mi ripazzo su lei. Che sta parlando lì? Non lo so. Allora, Per bambini guadagni in miniatura. Chi sei Paolo Migliaccio, vai tu. Paolo Migliaccio e Raffo Arto. A me proprio film di vicino a sti tipi, parliamo. Pure chi sta come bello. Madonna, ma come? Te non viene in faccia. Stai andando a comprare la cicletta. Ma chi è Gali? No, quale Gali? Io so credevi, che regali.
Ma chi lo sentiamo che dire che rovazzi? Buonasera. Ma che è il lettone? Good evening. Come c'è? Non Non era è pure italiano. rosso. Siamo ragazzi con pulettone, a lettone. Non era italiano. Non è italiano. E poi ci parla a me, brevi. Guarda, ci gira tu mondo. Sono da Zanzibar, fra. Se ne è voluto così per accattare la là. Che ci capi? I ragazzi della gruppa B. Ciao ragazzi, Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, tutto bene? tutto a posto. Come va la noia? A che grado è arrivata la noia? A che grado è arrivata la noia? Parecchio alto. Mamma mia. Sì, decisamente. Massimarlo? Non ho sentito. Sono tutto impegnato, Grillo. Questo mi piace. Sta ballando? Ma c'è una faccia conosciuta. Sì, è la ragazza che abbiamo beccato l'altra volta, se non mi sbaglio. Alessandra. Non è lei. Anneis. Nato. Stanno scrivendo, non è lei. Ah, boh, esatto, mi Allora, tu ti chiami Sofia. No. Ti chiami... L'iniziale mi devi dire. Aspetta, ma tu ti chiami? Tu ti chiami? L'iniziale è M. Ok, c'ha un nome, quindi... Manuela. Si chiama Non Mariana. indovinerai mai. No? Perché Dimmi, no, dimmi solo la seconda lettera. I. Ok. Miriam. No, domani. No. Ok. È straniero il nome, cioè nel senso non è italiano. No. Allora non è Michael. italiano. Circa. Crei Michael è maschile. E mica è poca I, mi. No, Michael è pure femminile. Aspetta, Micaela. Michaela. Michelle. Mi puoi dire come ti chiami? Io faccio finta che indovino io, Mifri. Milf. Milf. Sei una milf. Mifri. Mifli. Oh, Mif- R. Con la R. Mifri. Ma mi dirò, Mifri. Come fai a scrivere con la R moscio, scusa? Come? Mifli. Mifri. Come si scrive? La R deve diventare quasi una V. Mifli. No. No. Cioè, è normale, io la R moscia. Ah! Pensavo che io dovevo dirlo con la R moscia. Capite che si diceva con la R moscia, perciò Pasquale Martuscella faceva a me sempre. Perciò stavo facendo pure io mi. Ah, no, Mifli. Ok. Ma chi sta tutti scemi? Che mi vicino a me la R come si scrive R moscia? Non si scrive R moscia. Lo so, aspetta, sto vedendo un attimo una cosa. Allora, quindi ti chiama Mifri. Ok. Che è? Ma sei tutti scemi, come si scrive la R moscia? Comunque La R è così. bellissima. la R. Mio fratello piccolo ha detto che sei bellissimo. Lui si chiama Luca, molto Sì, bello. Chiamo Luca. È brutto come ragazzo. Lo facciamo togliere se vuoi, c'è problema. Rimangono solo i belli. Ci abbiamo di più belli, qui. Ah, ok, cazzo, brutto. No. Beh, Allora, Grazie, thank you. Mifri, di dove sei? Friuli. Friuli, ok. C'ha 17 anni, giusto? Più piccola? 16. Ma me ne riesci Ma che stai a dire? Ci È piccirelle più piccola di 16 anni. No, più grande. 13. 13. 14. No. Tu tieni 14 anni. Ma che co? Io ti voglio pure sposare. Sì, che stanno 14 anni rimane ma che fa comunione. C'è 14 anni, veramente? No. 15 a dicembre. 15 a dicembre. Me lo fai dire dalla tua amica che sta lì con te, per favore? È uscita mia sorella. Come si chiama? Kezia. Come? Lucrezia sarebbe? No. Kezia. Lucrezia, diciamo il finale di Lucrezia. Kezia. Kezia. Già mi scocciava di fare tutto il nome, non c'entrava sulla carta d'identità, quindi ha fatto solo Kezia. Ho capito. Ma sei piccola? E qua sopra volano un sacco di pipistrelli. Notato. È notato, a livello di pesci si nuota pure, però comunque è esagerato qua sopra, non puoi. Ma è bella, però. No, cioè è piccola. Ma a me mi piace, Cammarina, non è bellissimo. Ma perché non dici 17 anni, scusa?
No, 14 anni, perché mo oggi ci va, quello come è bello però tengo 14 anni. Gli hai sta spezzato il dannando. cuore, guarda, gli hai spezzato il A cuore. me non ti guardo proprio. Se n'è andato, guarda. Si è preso Coller. Me l'hai mortificato, guarda. Mi dispiace. Allora, Mifri, io ti volevo fare una Comunque io ho domanda. 15 anni, Non è vero. Io ho 15 anni. Se vuoi... Comunque, Faccio subito i comunque nomi noi stiamo in falsi. live su YouTube, però in questo momento tu non ti vedi, no? Mhm. Posso togliere la censura in modo tale che ti vedi oppure no? Cioè, quindi ho bisogno del tuo consenso Va per bene. farti. Posso? Ok. Mhm. A posto. Guagliù, secondo voi Giappo, ma sembra era- una 14enne? Ma perché hai 14 anni tu? Allora Luca, c'ha 14 anni, pensa che ti danno a te di galera, perciò? Ma quando mo... Sì, 14 anni danno di galera. Allora, Mifri, cosa cercavi di qui sopra? A noi? Noi, A noi cercavi. Eh? Cosa cercavi qui su questa cosa, sto sito, sto coso? Gente simpatica come voi. Ah, gente simpatica come noi. sta gente simpatica, suo amico. Ma io non Sì. è che sono simpatico. Solo lì trovo solo cazzi e pesci e cose. Vabbè. Ci speravo, è la prima volta che vengo qua. Quindi, Allora sei stata fortunata, guarda, ma proprio perché hai vinto niente, perché stiamo in quarantena, non ti posso dare Appena niente. fai 18 anni, anzi pure 17, mandami un messaggio. Va bene. Tanto ora... Vabbè, po'... T'accompagni in Friuli, in tua qua. Allora sta! qua dicono- là, a parte scherzo! Te lo zimmi, te un lato là. Ti non l'altro là. No, Allora, qua non dicono zimmi, 17, 18, 16, 15, ma no 14. No, Allora, tre ragazzi particolari. 12 anni. Falla parlare in friuliano. Si parla in friuliano. Non credo. Non credo, non si parla in Friuli. Ma a che parte stai? In Friuli? A che parte? Che zona? Pordenone. Pordenone. Ah, Pordenone. Ah, stai pure in Serie B sta. Che... A squadra, cammini, Ma a quello che squadra. capisci di pallone? Come, non capisci di pallone? No, ma anche di palline. No, di calcio, niente. Zero calcio. Sì, lo sapevo. Ah, ecco, hai visto, cammini. Adesso sì. tutto quanto come te. Parla troppo boh. Allora, tu stai dal PC o dal telefono? Dal PC. Dal PC. Se ti mando, se ti scrivo un nome di un cantante, l'ascolti qua con noi la canzone? Va bene. Ok, allora. no, io, Maro. Allora, vedi, scrivi questo cantante e ti dico quale canzone devi mettere, che non mi ricordo il titolo. Aspetta. Allora, aspetta. Poi mi dici cosa ne pensi. Allora, metti la canzone che si chiama... La canzone si chiama D'Alessiano, quindi non puoi sbagliare. Dopo vogliamo un tuo parere sul testo, intonazione. Beh, buono, eh. Ma ci usa la sigaretta anche oggi. Non ti commuovere. No, sentiamo manca noi, Elisa. Bella, eh? Io ti dico che da napoletano non ho mai capito tutte le parole che lui dice, quindi... Ma purtroppo fanno un concerto a Pordenone. Ragazzi, non siamo noi che non alziamo il volume. Se la sta sentendo lei di là, non potremmo sentire per noi. Che se si innamora. Sua canzone. È rimasta male. Ma sta durando di male.
Sei innamorata di Carmine D'Alessiano, si vede? Puoi togliere, penso che puoi togliere. Già è troppo. Ok. Ti piace? Voto 10. Ma quello sono io. Voto 10. Sono stata a Zanzibar, capivo meglio Swahili che le viciste. Che cosa ne pensi? Cioè, un tuo parere? Oddio, non saprei cosa dire. No, può essere... Devi essere sincera. Io, quel ragazzo un po' particolare, Mi Particolare. piace, ho bisogno da operare. Particolare. Cosa ne pensi? Cioè, può sfondare nel mondo della musica? Sì. E la cosa che più ti è piaciuta di questa canzone? Il testo. Ma hai visto i suoi pantaloni com'erano? Sì. La profondità del testo. La profondità dell'acqua che c'era, si è potuto alzare i pantaloni. Boh, è stato pubblicato il giorno del compleanno di mia sorella. Il giorno del compleanno della sorella è stato pubblicato il video. Quello gli ha fatto un regalo, inaspettato. Tua sorella non lo conosce, glielo devi far vedere. Eh? Glielo devi far vedere a tua sorella. Devi Dopo presentargli faccio- questo nuovo fenomeno della musica italo-americana. Carmine D'Alessiano, un ragazzo un po' particolare. Va bene. Vabbè, lascialo di E vabbè, Mifri, noi ci andiamo a fare un giro. Andiamo a fare Va spadaccino con gli Mi spiace altri. che sei piccola. Va bene. comunque, Ci becchiamo dopo. Ci becchiamo dopo se ci sei ancora, va bene? Va bene. Ciao, ragazza un po' particolare. Ciao. Ciao. Rimanemi salta Era palla. bella canzone proprio. Da chi so? Non so, c'è chi sta in piazza. Oh, Nicola, ci zumbato a Nicola. Nicolo. Frate Alfonso. Nicola. Ci zumbato. Oh, Scusa, per posso essere cantarti una ricordi, canzone? Capito? Vieni a casa che ti... Posso, Canta, posso, canta. shh, Canta. posso dedicarti una canzone? Te la posso dedicare una canzone? Sì. Allora, cioè non te la canto io. Ah, tu non la puoi ascoltare, stai dal cellulare? Sì. Ok, te la canti a me e te la cantiamo. Lasci da che le successo. Ciao. Ciao, Peggio che le prime. vabbè. Io, quel ragazzo un po' particolare. Particolare. Questa sera ci sono tante donne. Donne, poi, quando sono creature. Giocare più. Tu, quel ragazzo di A periferia. tu Babbaradus ci arriva. Hashtag Babbaradus. Ciao Sama. Poi ciao, faccio la dimmi tu, comunque. Giovunetiel. Ma poi sarà per sti camicie in biet che esce tutto un bosco. Un pelo selvaggio. Il pelo è sexy. Ciao, scusa. Pareva Luz. Bello, comando. Un ragazzo un po' particolare. Chi c'ha proprio sei? Cana, da Nicola, quando esce. Bravi ragazzi, hashtag Babbaradus. A Barbara Tussan ci arriva. Ragazzi, dopo commentiamo in live un po' di fenomeni trash. Andiamo un po', basta clicchiamo su Carmine D'Alessiano, poi ci escono tutti quanti correlati. Mamma mia. Noi... Bravo, ti fermo. Io, quel ragazzo un po' particolare. Se conosci questa canzone? Conosci questa canzone? Se hai 14 anni, schippa. La conosci questa canzone? Sto fermo, non mi muovo. Oddio, sei lo youtuber. Se indovini come mi chiamo, ti regalo 30.000 euro. Così stanno dicendo in giro. Sì, così dicono. Sì, ciao. Già provato male?
No, ma dici pure però. Ma prima fai sei lo youtuber e poi te ne fui, come? Io, quel ragazzo un po' Ragazzi, un po' particolare. particolare. Comunque secondo me non l'hai aperto bene il mio filtro. Come? Quello che ti ho mandato. Mi è uscita la nota musicale in faccia. No, non l'hai visto. Riaprilo. Oh, Gesù. Non l'hai visto bene. Perché che hai fatto? Ma su WhatsApp me l'hai mandato? Quello sì, è l'ultimo che mi ha mandato il video. Elisa, comunque ti già bannato a Cangoppa a te. Ah, e non vedevo sopra. Perché quello è... Io ho un ragazzo un po'. Però devi cambiare il font perché questo è molto Non si vede imbarazzino. niente? Devi fare uno. No, e poi è troppo largo. Poi più basso, più in fronte lo devi No, è mettere. pure troppo esteso. Ti metti un telefono lontano. Ma lo può mettere a Belen? Un ragazzo un po' particolare. Voglio a Belen oggi. Voi Belen. Voglio a Belen. Però sexy, no? Che foto, qui. Ma che No, voglio a Belen, no. Voglio uno schwizzi lui. Comunque come procede qua sopra, Elisa? Boh, mi sono appena collegato. Stai vedendo i ragazzi un po' Sto guardando. particolari. Un po' particolari. E se non esiste suona mia. Tipo... Usef un mese fa. È stato il molto di oggi quello, bellissimo. Babbana tu stai già arrivando. Gli avrò regalato, penso, 1000 views solo io oggi. Sì, eh? Ti compro. Guarda, ma che lei è un fenomeno. Un patto anale. Stuporizia Marina, guarda la fai. Farò applamare in live. Che la diretta voglio vedere in live. Come la vedi giù? Ci sta. Rapido. Guarda a Facebook. Non do profilo suo però. Ci sta, ti Sul giuro. suo profilo. Sta sicuro chi l'ha condivisa. Ah, voglio, va a Mare, voglio, mamma mia. Murimmo. Vabbè, lì, facciamo una giro. Stai loco tu? Facciamo un po' giro un po' particolare. Un po' particolare, va bene. Bene. Ciao, particolare. Ciao. Ciao. Io. Io ti conosco. Tu sei... Papà voglio vedere. No, lei è Antonella. Lei chi è? Serena live. Ah, stai guardando la live? Ti piace la live? Sicuro? Se ti piace la stack? Ma come ti chiami? Perché non parli? E fai solo ragazze un po' particolari? Anna. Anna si ovvero sposo con una da chiesa e scema a Gesù. Perché non ci dai a parlare? Perché non ci dai confidenza? Proprio a livello... Ah, ma io la saccio, compagni. Sì. Sì, la saccio. Ah, ma io sei Anna. A volte faccio il videochiamato. Ah, sì? Sì. È vero quello che dice Luca? Sì. Ah, sì. Sono mio papà Vicenza Cecero. Chi è Vicenza? Visto? Chi è Vicenza? Vicenza Cecero. Ah, Vicenza. Potrebbe essere la sorella. E beh, Anna, cosa possiamo dire? Possiamo dire che... Di dove sei? Poi auguri, frate, ma... Allora, è di Salerno, se non sbaglio. Se non sbaglio. Volessi Sì. fare figurine. No, è così, in debito chiamato non parla mai, auguri. Sta scrivendo, tu non puoi... Però potessi parlare. Già, pure a dire ciao. No, perché sennò Se no? la persona sente, vedi che stanno in da casa e succede un macello. Oh Gesù, adesso non si pensa. Stanno in da stanza là, cammino. Puoi dire ciao. Ciao. Ah no, dici ciao. Che cazzo, vieni con poco WhatsApp, si vede gioco. Dici ciao. Anna, voglio sentire parlare. Perché sono a parlare solissimo. Luca sa tutto. Oh, che puoi sapere pure io. Luca, quel ragazzo un po' particolare. Qua mi dicono in chat sei un ragazzo un po' particolare. Marato, Napoli! Così dicono. Così mi dicono. Carmine d'Alessandro è arrivato. Rindu Luca Vecchio Darwin. Non lo so. Voglio che prenda a fare ruine con noi. Anna, vuoi dire qualcosa a Raffaele? La tua, ciao Anna.
Come sta? Anna, e mi hai chiesto qualcosa? Sì, ragazzi, dopo rifaccio i server. Ma secondo me mi può cambiare stasera oggi, ma mezzi chissà, ma ci qua di sé, ma ci sta Mi sa fu struzzo, ma poi sta camera la live l'ha saccato prima di te e mi sa fu mi sono qua stiamo ancora c'erano che agite trovate tutto sta da vigio quello. ma... No, è che la data è Era mo, ma io non stai facendo giocare. Non stai là. Ma dovete sapere che quando Carmine va a letto mi manda i messaggi intimidatori e dice Raffaele non urlare perché devo dormire se no mi arrabbio ma faccio... Comunque vabbè Anna, ce lo mandi un bacio, come stiamo? Ma che bacio un po' particolare. Aspetta, però siamo 3 in 1, come minimo 3 baci. Vabbè, per un bacio come ci sportiamo qua. Ok, basta, questo coronavirus c'è, mi scambio, non è cosa. Beh. Ciao Anna, sei una ragazza un po' particolare. Ciao. Una ragazza un po' particolare. Scusami Simo, ti voglio ancora. Scusami Simo, ti voglio... Justin Bieber, capais. La ragazza dell'altra volta. Questa era l'altra volta della ragazza. Che ha detto che ti seguiva, però poi non ti ha Mi scritto seguiva più. però non mi ha scritto più. Ma sa fatti il treccino, sa fa. Questa è proprio quella ragazza che... È proprio quella ragazza dell'altra volta, sì. È proprio quella ragazza. È proprio quella ragazza là. Che si beve la birra. E fuma come mano. E fuma marijuana. No, come mano. Ma magari, cioè... Magari, cioè. Magari. Non fumi marijuana. Vabbè, ma non è che non ti ho iniziato a seguire perché mi stai antipatico, per carità. Ti sono antipatico? No, No. mi sono dimenticata. Ah, ti sei dimenticata? Non ti hai scudato. E non puoi dimenticarti di uno come me. Scusa, Oh. mi dispiace, guarda, ti chiedo scusa. Ti Non chiedo si fa. scusa, inizierò a seguirti. Allora, io... facciamo così, devi pagare un pigno adesso. Stai dal PC? Stai dal PC? Sì. Ok. Puoi ascoltare questa canzone in diretta con me, veramente. Ci tengo. Vedi, si chiama Carmine. Carmine, ma chi è Carmine D'Alessiano? Allora, Ma sei tu? No, Carmine, so Carmine mi piaccio. Non mi piace, non mi paragonare, quello è un ragazzo un po' particolare. Allora, Ma direi, ma musica... Carmine D'Alessiano su YouTube, la canzone si chiama D'Alessiano. Esce una traduzione in inglese, visto? Senti, Sì, sì. Carmine of Alessiano. ma chi era una roba italiana di È, quelle... è un trash? cantante napoletano Sentimentale. molto sentimentale, te ne accorgerai. Mi interessa che ascolti solo la prima strofa. Se lo dici tu. Poi mi dici tu cosa sei riuscito a capire poi da questa canzone. D'Alessiano si chiama la canzone, vedi? Dovrebbe essere la prima. No, Che? no, già non mi piace. Vedi, aspetta, il testo è importante. Ma quanti anni ha sto qua? Ma è importante il testo, alza il volume, non la sento. Ecco. Sta rifiutando veramente l'arte. No. Quella è arte. Guarda, arte. hai preso proprio l'arte l'hai messa da parte. Dove? Ma che musica ti ascolti te? Io non l'ascolto, io la venero questa musica. Che musica ascolti, genere? In generale un po' di tutto, non è che ho qualcosa di preferito. Però comunque Carmine D'Alessiano, guarda che sarà il futuro. Per Mo me non basta va, che mo ti non va, ascolti non Sfera e funziona. basta, poi va bene. No, Sfera e basta, non mi piace. Ok, va bene. Tipo questo Carmine Apprezzo D'Alessiano la musica attualmente... napoletana, ma questo... No, ma non riesce ad apprezzare del normale, sei una generazione normale. Lui praticamente si è avvantaggiato, lui ha fatto una canzone che potrà piacere poi tra 2 o 3 generazioni, capito come? Ah, Però si è avvantaggiato lui. no, Carmine D'Alessiano si chiama. Poi vabbè, lo ascolterò meglio. Va bene, cercherò di poi apprezzarlo. se mi vorrai Tra 4 seguire ti anni sentirei ringrazio. parlare di lui. Sì, sì. Esatto, vabbè. Perché poi stai tutto incappucciata? C'hai freddo? Sì,
Sei una ragazza un po' particolare, come dice Carmine Non D'Alessandro. hai visto come sono bianca? Io Perché sei soffro, bianca? cioè, Pure sono sono bianco, bianchissima. Più o meno, dai. più o meno. Perché sei bianca? meno. Cioè, perché sei incappucciata? Così. Ok, Non c'è un motivo. non c'è un motivo, Raffaele. Ma io ne sto parlando proprio perché mo diciamo io. No, non te lo volevo far sapere, non c'è un motivo. Non c'è un È una ragazza un motivo. po' particolare. Va bene, Esatto. va I bene. ragazzi nostri sono particolari. Hanno gusti particolari. Hanno gusti particolari. Perché c'ha i capelli rossi. Ti chiami Anna? Sì, Hanno dei capelli rossi. esatto. Proprio io. Va bene, ho Ma capito. veramente io ho doppiato la voce. Che fai? Hai doppiato la voce Anna? Ah, ho capito. Va bene, dai. Va bene. È stato bello. Salutami Carmine D'Alessiano, ciao. Sì. Poca fisse. Stava un po' cazzo sta guaglione. È vero, un poco fredda. No, sa morta magnasa che tipo sa buffoni can. Sta così. Bro, Bro, oh, che cazzo ti senti? Tipo La che sto io. Sto a far manare oro sui trozzate. Oh, cazzo. Capo passa con questo l'11:30. Si passa a mezzanotte e un quarto. Sempre con quel cazzo a mano con questo pesciaio. Voglio, purtroppo, purtroppo non posso voglio fermarmi perché sennò perdiamo un cuofo nei tempi. Oggi. No, vai giù, ma non vi tutto andando là. Cioè, guarda, c'era un. È carnevale. No, non è carnevale, che c'entra? Sì. È un gattino, non lo vedi? No, è carnevale. È un gattino. Oggi è carnevale. È un gattino. Sì. Che gatto sei? Che gatto sei? Non Che sono gatto un sei? gatto. Ah, non sei un gatto. Mi sono fatta così a caso. Ti sei fatta così a caso. Il tipo col cappuccio bianco e con le cuffie bianche. Ok, vabbè. Come mai questo trucco? Questo look. Così perché mi annoio. Perché ti annoi? Infatti mi sono fatta Pasquale, Io igienico, versione uomo. Ho capito. Papà voglio morire? No, sarà peggio. Ah, peggio? Ah, no, peggio allora. Ti chiami Martina per caso? No. A crispo una fo. Nicola, Cammani. Voglio tempo. Però ce l'ho Compagni- la seconda volta che ci schifo. No, non sto schippando. Un compagno tuo, assomigliano compagni romani. Fatelo No, ma ti sicuro. Come ti metto scuro? Come si chiama? Alessio. Alessio. Non è Nicola. Alessio, ti hai girato per Nicolo, compagno mio. E fatelo No, Quanto è patate? Alessio. Ale. Ti faccio una capata in faccia. Ti faccio una capata. È che dice bello Ma logo, si perché chiama ti pure metti- cavallo. ma perché ti metti scuro? La cavallo. Ya, mi metti la parrucca in capo, mi metti scuro. Ma io siamo così. Tu come ti chiami? Io Ciro. Ciro? Ciro? Mosca. Moscapocchio. Che è mosca? Mio cognome. Ah, è come lo sai? Ah, sai, come mi sai? A sta giocando sto cappoletto, per un sempre qua. Scarpone. Alessio. Ale. Ale, dove? Ale. Ale. Alessio Vespa. Ale. Sta coppa PlayStation, sta scala. Ale però, si pazza a Fortnite. No, io devo profilo mio, insomma è shop qualcosa. Vabbè, ci vorranno bacialesse da parte mia, Ciro. Ale, mua. Ciao, vai giù. Ciao di mia. Ciao. Tu non sapevi come indovinare? Una nitida chat. Ciao. Ciao. Ma che so che là vengono pure i raduni. Che è successo? Vivi. Un tesoro là. Ah, sembra Valeria. Ciao. 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 Oh! Finalmente! Ma hai fatto cagare su. Stavamo da giorni a cercarvi! Da giorni.
Ma contattare il numero della prima ci chiama presso. Raffaele. Raffaele, ti voglio. Prego, dica. Ti senti, Raffaele? Ah già? Idoli. Raffaele, stai bestemmiando tutti i santi su Fortnite? Ma perché trombono cazzo? La gente... Non lo so. Amano istigarmi. O perché hanno piacere nel vedere la mia reazione nervosa. Tutte le parodie, tutte. Oh, io conosco un'amica mia, Chiara Cuccuale, quella che conosci, dovresti conoscere tu. ok, Chiara, sì, ce la vedi bene. È una grande amica mia. E si pure a capo, anzi a capo. Sì, io sì. Ah, stai pure tu? A Piazza dei Giudici. Cioè, noi stiamo cercando tutte le volte che mettete il video su YouTube, che andate su Omegle. Porca puttana. Finalmente. Sì, ma... Finalmente. Ma? Li abbiamo trovati. Teniamo soldi. Cioè, domani... Sei emozionato, sei tutto emozionato. Oh, è Cartoon Network, credo. Sta tutto emozionato. Un bel cazzo. Emozionato. Ma perché da 3 anni ormai che li seguo. Veramente. E chi tu fai? Tutte le parodie che metti le so in memoria. Lui anche. Appartenere a nessuno, pensa un po'. No, partendo dagli strascini. Allora, come vi chiamate? Se a me sapete il nome vostro. Chiara e Oreste. Ok. Raffaele, ma chi... Se ti dico MK Lucio, che mi dici? MK Lucio. MK Lucio. Che mi dici? Aspetta, mi sfugge. Ma come ti sfugge? L'hai ma tutti i santi in coppa a Fortnite. Ma che ti metti a vedere? Che pazzo in coppa a Fortnite? No? Tutta la notte, oh, tutta la No, ma notte. io quando gli stem non leggo nemmeno chi è. Penso che voto sono stessi italiani che mi conoscono pure e mi vengono a contattare e dicono mi buffate parole da CCC. No, io non ne leggo proprio i nomi. No, io no. L'hai segnalato tu. L'hai segnalato pure io. Ah, stu MK Lucio. Ma sei tu? No, ma col mio profilo. Ma mi sta girando in dei server. Allora non mi merda. Ma non mi faccio nada, faccio la faccia tanto. Il problema è che lui usa il mio telefono per fare tutte queste cose, quindi... Ah, col telefono, traso. Col server. Pietro, ma ci fai taccire uno con telefono. Gesù mio. Quando veramente sto cercando di contattare a trovarti da giorni per dirtelo. Te l'ho mandato da Chiara. Ti serve un bodyguard. Dite Chiara, contatta la fede, dicelo, o fate Fortnite. Gesù. Quindi tutti che là che non a Ciro, sono come io sono contento che va fare ci No, io 2 volte gioco a Fortnite, io ho PUBG e Fortnite sul cellulare. Ogni tanto caso in coppa a Fortnite, ma io sempre a PUBG. Player no. Tipo Fortnite però per cellulare. È nato gioco, Battle Royale. No, io Carmine è sempre il top 1. C'è la verità. Se pensa, ma ce ne scifazzi pure a Luca Seco ogni tanto. Ma sei fidanzato più? Ma chi io? Così lo lascio in modo che mi metto con te. Chi sei influenzato? Sei fidanzato? No, non sono influenzato. No, perché dopo a lui lo lascio, però mi metto con te. Rap, ma chi guarda Kiss? Che vuoi vedere quando è? Funziona male. Oh Mattia, così venga, si va a Ciro in del live, voglio vedere proprio. Porca puttana, è un sogno realizzato. No, ti giuro. Allora, l'altra volta ci ho messo 3 ore per cercarli. Pensi se mi sono dato voto
su Omegle siete passati 3 volte e siete avete skippato. Sì. No, ma a volte a noi non esce proprio, è stesso il server che fa andare automaticamente. avanti, capì? Automaticamente. Quando la connessione è bassa, anche l'altra no, persona sì. la skippa in automatico. Ciruzzo anche, cioè sta là dietro così, giusto? Aspettate un attimo. L'idolo, Ciruzzo e Carolina. Vabbè, Raffaele fa le parodie. Comunque, non so. È il marito! Non so come avete fatto. Oggi non so come avete fatto, ma avete creato un impero, però. Abbiamo creato un impero. Ma voi non ci parlo di. Mo la Truckist. Allora, la verità, fino a stamattina che cosa ho sentito? Che sei? Non faccio manchi, che sono tu? Quando tu stavi a dormire? Ah, Gesù. Come fa a sapere se ti per un me? Solo le parodie si sente. Quella là, Parodie. una volta ancora. Strascini, Mamma Cuba, quella della Rossa con il tradimento con Ciruzzo che gli ha detto in tutti i modi, bellissimo. E poi ci sei anche tu, Raffaele, non ti preoccupare, tu sei... Ah, poi faccio il parodino. Io faccio il Aspetta, se risponde la faccio salutare. Se risponde. Ma sta dormendo, sta dormendo. Sì. Ma chi chiama Chiara? Sì. E sarà un me. Che c'è rimasta a fa? Ha rifiutato, mannaggia. Diglielo. Rispoon. No, ma PUBG non ve lo fate voi, fate solo Fortnite. No, io ci giocavo a PUBG, non ci capisco un cazzo perché lo gioco. Ah, senza capisci un cazzo, non fa Fortnite. No. Se risponde, poi togliamo il disturbo, così vi divertite un altro po'. Ma poi faccio il parodino, mi diverto a fare. Chiara, ti voglio far salutare da Raffaele Pazzi e Carmine mi piace. Era parte così. Che se ratti capire. Se ratti capire, che fai? Pigli capire? Ah. E poi metto con panna sopra il pezzo della mano. Cioè, un ragazzo un po' particolare. C'è. Poi si imparava giorni prima. Oh, ma che sta a fare? Live in coppa YouTube? Ma faccio lo cazzo che Ma perché non sapiva? Oddio. Ma perché non sapiva? Io sì, però lui non ce l'ho detto. Quando è iniziato a girare su Omegle e su Chat Roulette si gioca a PUBG. Ah, ok, Ovviamente perché c'è solo questo da fare. Sta cazzo di quarantena ma ci buffati il pallo. Cioè, ci sa la salute. Su YouTube ti dico, non mi preoccupare. Ci ha ucciso la salute. Chiara ha deciso di non rispondere. Vabbè ragazzi. Vabbè, non fa niente. Ah, sta senza trucco. Senza trucco. Sì, perché sono con trucco secondo te? Mi si tu ande mag, facciamo tu andi trucco. No, no, io no. Guarda la mia faccia. Guarda la mia faccia. Sei tutto emozionato, vai giù. Sì, è emozionato. Ma dove abitate? Solo per capire. Io sono di Giuliano. Giuliano. Cioè, mo siamo a Giuliano, a casa mia abitiamo. Nel frattempo. Voi? Santa Maria Capoetere. Santa Maria, ok. Stiamo quasi là. Guasta proprio. Sì, ma ci seguite in coppa Instagram a noi, non penso. Certo. Poi sono Federica. Che fa? Sono Federica. Chi è? No, ti prego, chi su fa impazzimo? Raffaele ha detto sono Federica. Sono Federica. Chi è Federica? Ti ho mandato il messaggio su Instagram, ho detto voi sono Federica. Ma mo me l'hai mandato? No, prima. Cioè, qualche giorno fa. Uomo truccio. Come ti trovi giù, Luce? Non mi chiamo Luce, mi chiamo Ress. Luce è che lei a Fortnite. Aspetta. Mandami un messaggio al sito blog. Va bene. Un ragazzo un po' particolare. Il suo telefono? Bravo, cammina. Hai tirato di Costanza anche io sto senza turco, tengo l'algerino. Ah! Che oh! Spacci, che sei bloccato la live, non mi va. Aspetta!
Che passa? Sì, ma giraci il telefono, intelligente. Ciao, Chiara Caccacale. Caccacale. Oi, dai, ci promessa, la prossima volta faccio la Checca Caruso. Ah, un ammurato su. La prossima volta ti faccio vedere Checco Caruso. Ah, non ci interessa. Se ci fa strada già. Mi mancate, ha detto Raffaele. Sì. Ma Raffaele... Mi mancano tutte e due. Tutte e due. Questo No, si Luca droga. no. Luca no. Questa si droga. Sì, sì. Mamma, mi faccio il parole. Ma state a fare la live su YouTube, no? Sì, sì. Sai che figure in me? Che figura in me! Figuri in me, ma quando No, no, mi facciamo noi, già scado. Vai giù, buonanotte. Buonanotte, Chiara, buonanotte. Già vai a dormire. Già vai a dormire. Guarda, è lui. Ciao Chiara, ciao. Saluto Massimo. Allora, Lucio Battista, come si chiama? Aspetta, ma scusate, Francesco, Antonio. Ernesto e Oreste. Oreste e lei si chiama? Chiara. Chiara, ok. Che carini. Oreste e Chiara, noi andiamo a fare un altro giro per trovare i piselli su questo sito. Se ci siete ancora, se ci siete ancora, ci becchiamo. Va bene. Va bene? Raffaele, ti ho mandato il messaggio, mi raccomando, bloccami. Un paglietto. Ciao, vai giù, buon divertimento. Ciao. Ciao. Un ragazzo un po' particolare, quanti sogni in tasca da indossare, è più forte quello di cantare. Io faccio i video di... Oggi tengo proprio suono. La festa è una Red Bull allo so, Rafa bene non fa niente. Ha ragione, Chiara. Gliel'ho detto. Uè, crea vicino a me. No, ne capita, ne chiamata Chiara, però non se lo devi fare perché sei senza trucco. Tu mi chiamata Uè, così. Carminetta, a posto. Ciao, tutto a posto a te? Tutto a posto. Ma lo stai, che stai a fare? Perché? Che stai a fare? Come ti chiami? Come andare dietro? Così. Emanuela, sono la sorella di Ariana. La sorella di Arianna Serrapiglio. Arianna che la voglio non mi ricordo ora. Cervigno. Cerveiolo. Cervero. Ok, c'era a posto? No, c'è solo cervello. Ok, tutto a posto? Ah? Tutto bene? Tutto a posto. Allora sta Arianna. Stai da stanza. Che ci danno pacche e viene una doto? Fa finta che tipo ti io ci ho stronzato a telefono e poi ma ce la passa a noi, Aspetta. Cioè ti non so, vedi qualcosa. Lasciami! Guarda, sei bloccato. Ti spompinei. Ciao, scusa. Ciao, lo sai? Oh, 600 spompinei. Oh, ma salvata a barba. Perché è vicino da Bravo, hai visto no? Vicino da riconosciuto. Oggi non tenevo niente da fare. Ma cosa ci da fa? Ti spompinei. Ti spompinei stai dicendo. Mamma mia, sono due cose, troppo bello. Oggi ma che tu da Alessiano non la devi pigliare. Mamma è troppo forte. Mamma qua, si muore. Infatti, Carmine, il nostro asso nella no, non ti seguo più oggi, deciso. Ma adesso cominci a seguire da Alessiano a Carmine. Un ragazzo un po' particolare. Sì, guarda, certi parole che mi ha colpito proprio al Bravo, cuore. lo test che è bello proprio. Mamma mia, è proprio profondo proprio. Ma chi c'è scrive canzoni? Ma non lo sa. Ti hanno colpito queste parole. Non mi vai. Vabbè, come ero quasi a dirle? Come ero quasi a dirle? No, l'abbiamo fatto noi. Buono. Mi sono veramente meravigliato di me stesso. Rimane una facciamo nata. Io rimane a San Giù. Ma chi la cusiamo? Rimane a San Giuseppe, è vero. Rimane facciamo nata, ma altri va giù. Però a pastiere, va giù. Cosa dillo che siamo a pastiere? La pastiera a me piace troppo.
La pastiera è una cosa. Bene. Sì. La fai invece no, ci piace su cosa dirlo. Sì, la fai. Ma sono più rustico, sono più particolare. più per il rustico. Più particolare. Mamma mia. Guarda, non mo devi fare. Ma portami se la vuoi andare. Vedi che i compagni suoi, che movimento là. Mamma Com'è mia. possibile? Ma chi l'ha fatto? Mamma Una mia. canzone si chiama Il parto anale. Che dice che è il parto anale. C'è uno strunzo praticamente. Pensi che canzone ci hanno fatta fa? Ma chi ce l'ha scritta la canzone? Ma non so, che strunzo. Mamma mia. Cioè, si vede proprio che si vede, ci hanno fatto l'immagine copertina uccesse e sta scendendo uccesso. Ma che cosa? Che Carmine D'Alessiano. La sandiera la pastiera. Te giuro, Ma secondo me Carmine può darsi che sia una cosa proprio per far ridere la gente, per attirare Ma l'attenzione. guarda, noi l'abbiamo conosciuta vicino a Chista. Perché ma fai provini, ciao Darwin. Se pure Raffaele racconta questa esperienza. No, ma è proprio... Cioè, ci vedi, brutta ma come esperienza. crudele. No, solo Cioè, lì. venite vicino a me con foglie di iscrizione, man. Prego. Mi sa che poi fate cavallare dinte che si va a settare tu pianoforte. Cioè, se io mi devo iscrivere, te amica bu. Ah, lei non lavora qui. E no, io mi sono iscritto come te. Ah, mi puoi dare una mano a compilare il foglio? Comunque pigliare la penna. Me lo puoi scrivere, tu sapevi manco scrivere. E tu, vabbè. No, ma bella buona, certi siete, mi sei venuto tu, mi puoi il codice fiscale, se hai su piglia. Dai, da sacca, non mi piace il codice fiscale. Certi no, mi il codice fiscale, cioè proprio codice, no, non so che fa, ma ho letto il codice fiscale a mano e ce lo pigliai. Però quando disse mi ricette nome e cognome, mi ricette si chiamava Carmine D'Alessiano, è scritto Carmine D'Alessiano, là ancora. Ma il codice fiscale era diverso. Certi scusa, ma io non mi trovo, non è Carmine D'Alessiano. No, io poi mi chiamo in altra maniera, perché chi si chiama D'Alessiano è un nome d'arte. Cioè, ma tu era nome e cognome tuoi. No, immagina che con nome d'arte che faccio 40 anni, ricette. O accetto mi cantava per la tinta, cose. Mamma mia. Io pensavo che eri mezzo scema, poi aggiungeva conferma che era sana. Bravo. Mica tanto, A ci diciamo che prima ci si voglia pariare a bassi come sente. No, senti lui tre piezzi. Sta pure una dedicata alla figlia. pure. Che mi ha dedicato alla figlia, io ci smettermi da macchina. Anche sa ricordo. Ho fatto che... Ma no, mi tiene pure non mi la chiedo. figlia più... Sì, te una moglie, ci mette poco peggissimo. No, è una famiglia scarrupata proprio. Secondo me cambia pure la pronuncia, ma anche... Non si mangia nei soldi dell'Imbus, secondo me. No, non è possibile che esiste una No, se apri un po' a Facebook del profilo suo, e stanno i video, Ruiz fa belle e buone. Sto andando a Villa Cupido. Va bene. Fa così fatta così. Sta la moglie, si vede cose. A fare pulizia a Villa Cupido. Bravo, secondo me. Non lo so, veramente. Non lo so se veramente sta a fa oppure fa per pari a propista, non lo so. Comunque si può ridere basta che i primi due secondi della canzone, il rugazzone che stanno in cuore sta il rugazzone veramente non è un rugazzone a mezze cosce, capito? Cosa c'ha al collo? Una volpe? Che te una volpe? Che te? Non ci hai mai fatto un foulare, che te? No, non è un foulare, ti ho dei peli. I peli. Che schifo. È vero. Aspetta, quel pantalone che le fa 3 quarti. Che te ne inganna, fammi vedere. Capone l'ho fatto in estate, ma stavo da via. È un cappotto, che te? No, te una cosa a manica longa, poi sta a mezze cosce. Ma si è inceppato tutte cose. Si sta inceppando un computer. Aspettate, sta scoppiando un computer. Hai visto? Che te ne inganni? tenne tipo un pellicciotto a turno maglione. Ma guarda che la rosa scemo. Ma sta La rosa la chissà ma non l'arca se la mi sa così in bietti. Sì, ma c'hai Questa vita mia Perché l'idea è di chiappare la vacanze che preghiera mia e che realizzi chi sto suonando. Ma di che tu cazzo? Guarda chi sono, da chi? Mamma mia. Fatemi da su quartiere. E che entusiasmo che la stanno qui? No, comunque un cazzone, tutto là sta in due cazzoni. Sì. Ma toppe che cazzo. E toppe che cazzo. Guarda, cosa ha fatto un video, Eurobet, scommesse.
Miseria. Ma poi la gente che stanno attorno qua, ti scanti. Ma ci sono per me secco. No, è che la via dell'agenzia di scommessa, ci sta fuori per fare una bolletta proprio, però. Con me secco. Vabbè. Vabbè, vabbè, Maria, niente. Ma Maria De Filippi stasera è in ferie. Non so, sto Maria De Filippi. Ah? Maria De Filippi, Tutta panza di costo. non ci sta Maria De Filippi. Che là da sera io non volevo trovare una persona perché la vogliono i 35 anni. Volevo offrire volontario. Mugliere, ma ti fatti i cazzi tu, se stanno a morire te. No, non è vero. Non si fa. No, perché si sa innamorava, capite? Si tanto stecata. Io sono tutto vaglioncello. L'unico che 35 anni la posso fare a parte. Faccio 38 e ho loro. No, non abbiamo trovato a finale. Per forza, troppo piccirilli. Troppo. Non vabbè, vi lascio nelle vostre cose. Un bacione. Ciao. Auguri ancora ragazzi, ciao. Anche a voi, ciao ciao. Ciao. Allora, Ciao Fra. ciao Fra, ciao. Parliamone comunque di questa cosa. Io bro. Parliamone. Tu c'hai sonno? Sì. Perché non dormi? Sono un po' sveglio, un po' addormentato. Sei un po' sveglio, un po' addormentato. Quindi c'è a metà faccia addormentata e a metà faccia sveglia. Così se una palla cauda e una palla fredda. Ah, ok. Come ti chiami? Sei Fiu. Io mi fa male l'orecchio, pure l'orecchio ci volevo stasera. Chissà quando sarà perché Visto così? Io, sono tutto pacca, kill. Ma che Amazon? non muovono chi se muovono un Non muovono kill. Bel cane. Ciao, che fate? Noi quello che facevamo non lo facciamo più. Perché? Noi quello che facevamo non lo facciamo più. Stavamo skippando. Non sentiamo. Mi senti? Mi senti? È un po' male. Ma, Ma mi cantate. sento pure. Dobbiamo cantare? Sì, cantate. Però Doni più. Dobbiamo cantare. Perché a me cantare? L'ha detto lui. Canta tu. Io? Io te la posso pure cantare una canzone, non so se ti piace. Che cosa? Posso anche cantarti una canzone, ma non so se ti piace. Cantate, cosa cantate? Guarda la faccia del tuo cane riflessa nel bicchiere di birra. Anda. Ma fai cilipparò. State presso tu cazzo. Amore mio. È sempre Però è felice di vederci, è felice di vederci. Ehi! Che scrivi? Non vi sento. Mi senti? No, schifo. Ma perché non so se... Scusa, ci senti? Scusa, ci senti? Ci senti? Scusa, un'informazione. Ci senti? Scusa, un'informazione, ci senti? Perché ci stanno dicendo che non ci senti. Ah, ok, a posto. Ciao. Guarda, il maestro Peppe Vesiglio. Io, a contazione che sta vita mia. Ma che innanzi che pregherà a Dio e che si realizzi che sul suono mio. Io, a da babba tu stai già arrivando. Solo così sta vita mi può cagnare. E non mi sa davanti. Cammina da Alessiano Come sbattiti. Oggi mangi cazzo. Le vedere che le faccio. Quando sta la mano. Ciao Carmine! Bella Carmine! Sono
troppo fan. Tina Mi fan. fare un selfie. Vai, facciamo un selfie, Raffaele, facciamo un selfie. Ne faccio il parodia. Facciamo un selfie. Vai, Vieni qua, vieni. Vieni qua. sto qua. Troppo fan. Mi fare un selfie. Vai, ok, Ok. bene. Dove senti più? Carmine, tutto bene? Tutto bene, a voi? Bene, bene, io guardo i tuoi video. Grazie, mi fa piacere. I suoi li guardi, i suoi? Quelli di Raffaele li guardi? Ti scocci. Chi? Sì, anche Raffaele. Anche Raffaele. Guardo anche le parodie vostre, a me troppo belle. Grazie mille. Cioè, non ve ne andate, Siamo qua. 5 minuti. Ci volete dire qualcosa? Eh? Ci volete dire qualcosa? Ma sto un po' con te, tanto per Si blocca un pochino, Vi stiamo aspettando da un sacco di tempo. E mo ci avete trovato, visto? Ci salutare pure fortuna, la mia bambola. Salutami a tuo figlio. Ciro, ti salutano. Salutami a tuo Giovanni, figlio per Ciruzzo. Telegram devi Ricambia. Ciruzzo. Ciruzzo sta a cavolo. Ciruzzo dov'è? Sto qua. Bello Ciruzzo. Ciao, va giù. Tutto a posto. Sì, a te. Bene, bene. Ma tu mi conosci a me? Io ti ho vista a fare la serata. Aro. Padma, tieni i capelli lunghi? Chi è Mauro Nardi? Non lo so, chi è. No, Padma, tieni i capelli lunghi. A che parte ci hanno visto? Tu sei venuto, conosci Ernesto Cucinello? Sì. Tu sei venuto alla serata nostra, quando tu sei a fare... Ok, mi ricordo. Mi ricordo, oggi capito. Oggi capito. Io so chi. Ho capito. Tu sei venuto a spe... Non mi ricordo a che parte era. Hanno compleanno. Sì, era un sì, se mi sbaglio, sì. Che la casetta là. Non mi ricordo se era Navillo o no. Che il ristorante a casetta Ma appena perché le scemo scale? all'autostrada, Non mi ricordo comunque. Comunque sì. Era Navillo. E comunque niente. Avete visto i pipistrelli a Cangoppa, no? Avete visto i pipistrelli? No. No, meno male. Che escono i pipistrelli a Cangoppa, sta accorto, Oh, mi è piaciuto che lo video Casatiella. Che lei è fenomenale, non lo faccio male però. Ora cuciniamo con cada cosa. Mamma mia, e che parata. Poi che l'ho parata quarantena, giorno 1, giorno 2. Mamma mia. Che parata, ma pare quando sono in quarantena perché i video tu ma pare. Mi fa piacere. E vabbè, allora vi lascio. Ciao. Alla Ciao, prossima. Carmine, un bacione. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ma ricordi la Sono guaglione educato, guaglione sistemato, Ma ricordi la così. festa? No, fra... Ma è ancora sotto. Era un poco triste. Cammine d'Alessiano con me sbattiti in mano. Nello amato? No. O nell'armadio. Dove vuole stare? Carmine! Chi è? Frate troppa quarantena. Non ci trovo! Fammi vedere. Steve. No, ti sto guardando in televisione. Ma vedi più bello allora, vedi più bello. Tutto a posto. Che si dice? Ya lascia la voce la live però. Veramente. Non ci capito chi? Abbassa la voce, il volume della live, perché sennò... Sto trovando anche a mezzo, non ti trovo. Ci siamo trovati, Oh no, tutto a posto? Lo so. Come è stata passata sta quarantena? Ma stiamo passando. Mamma mia, dai. Troppo tempo. Ci hanno chiuso la rinza.
Ma visto sente? Teniamo una condanna, una rapina Guazzi di che Supierti. Una rapina di Supierti teniamo, ma fanno una rapina. E beh, che significa che stiamo trovando a me praticamente? Sì. Ah, ok. Stai nascendo tutti picchi, Tutto via, è normale, è tutto normale. Oh, sai se mi poco afflato. Ci sono io. Sono poco appino mio. No, sto guardando, ma io lo voglio, non me la dai. Usità dat proprio usità dat. E vabbè ragazzi, non lo so, ci becchiamo alla prossima. Va bene. Ok. Ciao, ciao, auguri. Pure a voi. Io fate bene a te per sotto, che sono più belli me. Ma che sono più belli? Sono più belli, allora dico, guarda quanto è bello, guarda quanto è bello, bellissimo. Vestito, sei il top! Sarebbe la bionda. Raga, la puttana mamma, Ma dai. ci deve una pelle. Invece fa sti scimini in olietto. Fa così mi vanno. Ehi, frate. Sono frate che le prima. Ciao. Ciao. Ci ha menato frate. Sei Rigmal? Come stai? È Rigmal o no? Qual è Sì. il mano? No. Somiglia però, somiglia. Come ti chiami? Io? Sì. Prima. Vabbè, stiamo sul letto, Te ne un come ritardo. chiamo? Ci posso riuscire a Te ne un dormire? ritardo in due wifi. Come scemo, ma io ma ricetti fatto per cango. Ciao, donna. Si capiva. Era una femmina, papà voglio muovere, mi ricordo Cocciani. Wow, voglio proprio narcos. Allora, io ci voglio parlare con questa gente. Sì, sono vero. Ma giù! Ma prima è schifo! Ma perché skip? A Paolo Migliaccio. Ma penso che si cacciava pesce a fornire da cagna scheda video. Giuro la secca. Ragazzi, penso... Era una tizia, va giù. Era una tizia, No, lo giuro. era una tizia. Era un retizio. Una tizia, era un retizio, va giù, ve lo giuro. Questi qua non c'hai torto. Moderato. Uno schifo. Qualche volta che decidi non faccio... Oh, è lei proprio! Ciao! Giulia! Quella che è asciutta prima, capiti che è? Oh, signore, quella che ti sta il culo. No, praticamente è passato uno con il pipistrello fuori. Ce ne sono tanti. Ce ne sono Tantissimi. Magari a qualche donna può far piacere, ma noi se siamo maschi fa un poco effetto. Capisco. Quindi... È così. Quindi Giulia, tu che ci dici? Laura, piacere. Laura. Niente. Ma che te, non c'è la pace? C'è il segno della pace. No, è la bandiera dei gay. Ora mi schippa. No, perché ti devo scrivere? Non lo so. Fanno tutti. Perché? Che vuol dire, scusa? Fai conto l'ultima volta ho incontrato un tipo, mi ha fatto quella è la bandiera dei gay, gli faccio sì e lui mi fa E quindi che fa? Lui mi fa bella merda e mi schippa. Vabbè, questa gente proprio... Tu sei lesbica? Si usa pure su Instagram. L'arcobaleno. Mettono l'arcobaleno nei profili di solito. Sì, la bandiera LGBT. Sì, la bandiera LGBT. Allora però mettono l'arcobaleno. No, vabbè, lo mettono nel profilo per far capire tipo che sei bisecco. E beh, ma che c'è di male, scusa? Niente, assolutamente niente. Vabbè, c'hanno problemi. Loro? No, dicono che hanno visto la bandiera e schippavano perché bisogna. Vabbè. Cioè, tanti Ti piace? Bella. Bella, eh? Wow. Molto. Mettigli il septum. Che gli devo mettere? Il septum. Il septum. Mi fai un buco? Ah, sarebbe bello.
E poi gli metti il sangue finto nei capelli. Septo. È il Septum. septum. Il piercing qua. E niente, Laura e Giulia. Quanti anni Laura. hai? Pochi, 16. 16 anni. Mannaggia. Comunque allora io ti devo dire una cosa, io sto in live, in questo momento però tu non ti vedi. Come? Non ti stai vedendo in questo momento, ci sei censurata. Sì. Chiedo permesso a te. Posso farti vedere oppure no? Tanto sono decente, quindi... No, dimmi tu. Come vuoi. No, come voglio. Devi dirmi tu. Sì, va bene. Ah, ok. A posto. E niente, Raffaele vuoi dire qualcosa? No, sto sentendo che si sente eco. Perché? Tu ti senti... Sì, Ma sì, tu senti una volta o ci senti 2 volte? E una volta sola, solo che tipo sento metà parola e poi non sento più niente. Come se la... No, non hai le cuffie? Sì. Provaci a metterle. Perfetto, buttalo Perché lì. hai cancellato il messaggio? 18. Ok. Un attimo solo. No, secondo me non hai staccato la trasmissione qua. Scusa, che ore sono? Mi dici l'orario esatto? Mezzanotte 17. Perché che ore sono? Ma non lo so, qua mi porta che stiamo in live da 18 ore. Cazzo, ma vabbè, non lo so. Ok, ora penso che va bene. Ci senti tu? Ok. E niente, cosa ci vuoi dire di bello, Laura? Di dove sei? Vai, di dove sei? Sono della Toscana. Toscana. Ho 16 anni, 16 faccio anni. l'artistico. Fai l'artistico? E niente. Ho capito. Vuoi sapere noi come ci chiamiamo? Sì. Allora, come mi chiamo io, Raffaele? Paolo Migliaccio. No, mi chiamo Carmine. Lui si chiama Raffaele, lui si chiama Luca. Carmine come il tipo che ha fatto braccialetti rossi. Yes. Cercavi un qualcosa in particolare? Io? Ti sei venuto a fare una camminata così su questo coso? Io di solito vengo qui per cercare qualcuno della mia età, per parlare e per poi diventarci amica. Ok. Solo che è tipo molto impossibile. È un po' complicato. Possibile no, però è complicato. No, vabbè, qualcuno ho trovato. A me. No, anche altra gente. Ah vabbè, a meno male. Allora è possibile, non è impossibile. E niente, Giulia. Mo per me sei Giulia, che devo fare? Va bene, Giulia. Mi piace il nome Giulia. A me mi sembri Giulia e ti chiamo Giulia. Mo. Quindi Giulia, sei fidanzata o non sei fidanzata? Ma chi mi chiappa? Chi ti chiappa? Perché chi ti chiappa? Ti chiappa, non ti preoccupare. Ti chiappo io. Ti chiappa lui, ha detto. Ti chiappano, non ti preoccupare. Non ti fare questo problema. Solo dite voi. Vietato fumare. Ti chiappa, Raffaele. Ti Fumi? No, Ale, sta scritto vietato fumare. No, non c'è scritto vietato fumare, c'è scritto via a fumare. Via a fumare. È stato modificato. L'aggiornamento, capito? E niente, Giulia, cosa ci vuoi dire? Sei in quarantena? Non stai uscendo, penso. Ok. Come trascorri le giornate? Mi sveglio alle 3, Mi deprimo, mi deprimo, scoccio. sto su Netflix. Ok. Poi verso quest'ora vengo a vedere se c'è gente normale su Omegle, però Ho capito. ormai è una routine venire qua. Eh sì. Dicono in chat, lei è bella davvero. Veramente. Piango. No. Ragazzi, secondo voi è una bella ragazza? Per il mio sì. Come te chi? Si chiama Laura, però io la chiamo Giulio. Io.
simpatica, Grazie. è stupenda. Oh. Sì, è carina, bellissima, è bella, sì. Hai avuto più complimenti tu che Isa, sì. Eh, sì, veramente bella. Vai. Che? Va bene. È figa Laura Giulia. Grazie. Come bellella. E vabbè, comunque hai avuto i complimenti, visto? Se mi vogliono seguire su Instagram, tutti Prego, questi fan, puoi dire pure il tuo nome, senza problemi. non penso che lo sappiano Lo puoi anche scrivere, poi si vede in... addirittura. Yes. Poi ti vengono a seguire, ti troverai 200-300 follower. Io sarò il primo. No, grazie, ma non vedo il tipo che parla. Come? Non lo vedo il tipo che sarà il primo a venirmi a seguire. Sta qua. Non sto non qua, lo vedo. io cioè già sto con il telefono in mano. Già sta aspettando te. Aspetta. Monesir. Su Deo, con me? Sì, 2 Moonesir, sarebbe Moonrise. sarebbe Sir è Moonrise. signore. Mm? Che cosa significa? Chiesa di Abbandonare. Cristo, sei tu? Cosa? C'è ci mi sa, uno per no. Ha sbagliato. No, sei tu. Giusta. Sì, sì. Però sei più bella in live, è così, ti dico la verità. Grazie. Questo è un altro È complimento. una criatura. Vabbè, già ti stanno seguendo comunque. Poi. Sì, mi sono arrivata. Vabbè, tutto normale, vai. Quello aspettano in live. Appena vedono una ragazza, quello aspettano. No, Raffaele. No, aspetta, Deo, mo ti trovo pure io. Dove voglio mi Mo ti trovo pure io, non ti muovere. Guarda, a me li fanno paura. Oh, ma che non sa scrivere più. Ma io c'è il telefono, ma che non sta caricando? A me non esce. Sì, Mi hai bloccato. Ma così, Raffaele. Nesir. Laura, eccola qua. A me esce tutto a tutto. Ok, l'ho trovato. Ha già aggiornato 3 voto, già ha pigliato 6 follower. Ti ho seguito. No, ma di più, fra. E niente, Laura, allora questa sera hai incontrato noi, ti sei fatti follower, hai fatto qualche amico sicuramente, qualche messaggio in direct. Ancora no, però Ti aspettiamo. ho dai. trovato il da fare, diciamo, questa sera. Dei follower, ultimamente Ma il tipo là dietro ha i capelli lunghi? Ha i capelli, diciamo, sembra Sandokan, ma non lo è. Fatti vedere. Fatti vedere. Segui. C'ha i capelli lunghi, diciamo... Stasera. Cercodino, capito? Ti piace quel ragazzo, lo so. Te lo presento, si chiama Luca. C'è un tipo che mi scrive che si chiama Luca. Perché non ti piace, scusa, un ragazzo così? Non lo vedo. Non lo vedi? Vai a vedere su Instagram. Vedo quando tipo lo metà vedi. faccia. Vedimi su Instagram F prima. Scusa. Comunque tanti complimenti stanno. Mi piacerebbe conoscerla. Scrivimi. Scrivila, Luca. A chi? No, non a te, non a Luca. Non a Luca. Al tipo che ha detto Al tipo- che al vorrebbe tipo- conoscermi. A tutto qua, scrivetela. Scrivetela tutto. Ma io già mi segui. Che foto ha su Instagram? Ragazzi, come sta scritto Monesir con 2 O. Andiamoci la foto, così capisci chi sei. Tutti dietro di me. Che è successo? Ci sto mandando una foto adesso. Ah, ok, vai. Ma anch'io? Chiude. Ti ho mandato la foto, vedi? Ah, Come ok, vedi stai con il grazie. telefono? Dopo quando spegni il telefono. E comunque niente, Monesir Laura Giulia. Ragazzi, volete seguire pure Luca? Oh, non esagerato una bestemmia. Chi? Tipo non mi hai visto, lo segui. Ah. Guarda, seguiamo. E comunque niente, Laura, che ti possiamo dire? Che diciamo? Boh. Mi scoccia proprio. Hai preso già 50 follower, Laura? Come? Quanti ne avevi prima? 1500 e qualcosa. 1500 e qualcosa.
Mo c'è una 1612. Ma che dici? Ti giuro, guarda. Aspetta. Wow, Laura Giulia. mi emoziono. No, non ti emoziona. E che musica ascoltate? Noi Carmine D'Alessiano, conosci? Meglio di no. Magari dopo vado a cercare. Ha detto la nostra moderatrice che prima ne avevi 1530. Ah, Quindi hai bene. preso 80 follower. No, ci dà paura. Sì, ma perché mi porta che siamo in live da 18 ore? Scusate. È 1 ora e 29. Ma perché mi porta 18 ore? 18 ore qua. Guarda qua poi. Vabbè, devo sistemare alcune cose. Comunque. Niente, Laura Giulia, io non so, ti ho seguita su Instagram. Mo va a vedere un po' chi ti ha seguito, va a vedere i messaggi che stanno arrivando, poi ci sentiamo su Instagram nel caso che riesci a trovarmi tra tutti quanti. Mi chiamo Carmine. In ogni Va caso. bene. Vabbè. E ti mando un bacio. Ciao Laura. Ciao. Ciao Laura Giulia. Chi cazzo è? Oh, Gaetano Capocchio. Gaetano? Ah, Caputo, grazie Gaetano Caputo. Grazie mille Gaetano. Oh, a Red Bull non mi piace più, La fai, però. Non mi toccare, ce la fai per mettere. Come fa male? Ragazzi, un ragazzo un po' particolare, ma già rapidiamo, oggi mi serve una Red Bull. Ma che sta a fare che gli dà mai? Non lo ci so. sto pensando. Io, quel ragazzo di periferia. Grazie che dai. Mi hai fatto male. Poi come ti hai fatto male? Che hai fatto? Mi vuoi su la seggiola. E io che ne sai, Luca? Frizzante. È inutile che tu mi guardi. Guarda, sono da Andrea che stai ballando, quindi non la fai. Anzi, un ragazzo un po' particolare. Va diretto cammina da lezione. Perché mi invitate? Da live. Ci vediamo in live, ci vuole andare. Ah, Fra, mi fai dire, non so capace. Parli sul serio, Fra. Ma perché non mi ha fatto questi scemi? Ma fa? Scusa, ma devi intrattenere. Ma Non già la faccio, così, cioè, abbiamo bisogno di... Vuoi ci magari in live, ci pensi? Dopo me stacchiamo e mettere un attimo che lo Bruin quando va a registrare quella canzone. Potreste sì invitarlo a cantare live. Non ci penso. Wow. La gente però poi ci hanno organizzato. Tutti quanti nei commenti sei bravissimo, mamma mia, mi sto bagnando, che pesce. Capi come? Si è girato, che culo! Lo usava sul telefono. Non si beve dalla stessa mattina. È nata Nim. Ma non abbiamo dalla stessa mattina perché io e Raffaele abbiamo un rapporto intimo. Non mangiamo nello stesso piatto perché sennò vi si rimane di uno, però... Brava Mary Fasano. Allora, io non so che cazzo ha passato sta live. Chi Fasano? Basta ne parlo lontano. Non so perché mi porta 18 ore in live. Chi è? Citofono, Immaginati. A quest'ora sicuro. Un rutto un po' particolare. Come fa Raffaele? Mettiamo il video. Voglio un attimo che la cosa. Fammi iniziare col truama, aspettate. Sì ragazzi, dopo faccio i server. Finisce la live, vado a fare la cacca e prepariamo i server. Io, un ragazzo un po' particolare. Ragazzi, vi ricordo che Elisa è anche moderatrice nei nostri server, ragazzi, quindi si arrabbia anche lei quando venite a fare i cretini. Che schifo? Schifo, Carmine D'Alessiano. Non sto scrivendo un cazzo. No, ha già formato sto computer.
Ah, già fa qualcosa su questo computer sta scemando, fra. Voglio aspettate, sta scemando il computer. 3 settimane va caroppa. Io non mi fai scrivere. Sei un dato falso, Devi cercare. Non mi fa scrivere su Facebook. Caca, c'è scritto. Oh, ma guarda quando è... Li metto in un posto. Fammi da Alessia. Poi metto video. Chi sei? Metto video. Fra. Collo. Guarda, fai in modo che sentono pure loro, come state a fare? Sì, sentono. Come vogliamo fare? È lì. Tu puoi restare pure qua, però poi... Lo vedo dalla live. Ok, ok. Aspetta. Allora ragazzi. Ma fra sto Luca Passarella non... Allora ragazzi. You what? Guarda che fa, perché una volta da che sta in da storia. I basse qui e fu scemo pure... No, voglio, allora. Un uomo mimo. Voglio, guardate. No, voglio dovete ascoltare la camera di lui e cuffia già sentire pure il piacere. Ragazzi, alzate tutti quanti il volume, voglio per piacere, alzate il volume. Sì, Diego, penso che la faccio. Non sono lavorato, nemmeno diplomato. La vita mi ha bocciato e dimmi tu che posso fare. No, pigliamo e t'accantare. No, poi piglio. Ma metta a cantare. Come si fa questo? Cioè, non riesci a dire come mette a cantare. Fra, non può... sul racco posso far sentire. Non riesci a dire un uomo mette a cantare. Cioè, guardate che fa. Voglio mangiare canta che la bucchina in onda. Pigliamo e t'accantare. No, ma pigliamo a metà a cantare. Mo metta 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 a cantare. La vita mi ha bocciato e dimmi tu che posso fare. Mo pigliamo e t'accantare. Cioè, chi le a dare dice mo mette a cantare, si dice mo piglia e mo mette a cantare. Mo metta a cantare. Vediamo una cosa, una mazzica amici. Come si dice? Mo metta a cantare. Mo metta a cantare. Mo metta a cantare. Mo pigliamo e t'accantare. Mo metta a cantare. Vedi che facciamo? Ce l'ho anche a po' mica lo po'. E ti conviene più Romico, ti andrà più una E sta... Elisa caccia, guarda, Elisa. Perché sennò non vedono se... Fai quello che devi fare. Ma stai vedendo? Io sto vedendo. Ho diviso lo schermo a metà. E perché qua dobbiamo togliere le note? Come facci? Fammi vedere. Fai quello che devi fare, se devi tagliare, mi tagli. Vabbè, Eli, te ne risolvi con un brucio. Tranquillo. Da un bacetto. Che un bacetto che mi dà la sera. No. Va bene. Ciao Carmela. Come hai chiamato? Carmela. Carmela d'Alessandro. Cammela però. Carmela. Ciao Carmela. Bella. Ciao. Ma no, muove una parte bello, Ragazzi, nel frattempo ascoltate questo. Questo è Massimo Merlone. Lo so. No. Voglio. No, voglio, sentite attentamente. No, voglio, dovete sentire perché questa è storia, È cioè, storia. voglio, non riesce a dire stupore, stupore, voglio stupore. Non riesce a dire. Dice un stupone. Dice. Allora. Mo metta a cantare. Non riesce a capire. Allora fa. Mo metta a cantare. Mo metta a cantare. Mo metta a cantare. Mo metta a Saluta a tutti gli amici della diretta Facebook. Ci Come sei? Tu ci sei? Mo piglia e mo metta a cantare. Ma tu ci sei? Camine d'Alessandro. Presentati. Camine d'Alessandro, un pattanale. Come? Un pattanale. E come sei nato? Sono nato con un parto? Un pattanale. In poche parole? M'hanno cagato. Bravo. No,
continui. Perché mo sta pure un figlio. La figlia che dice, babbo, si dice, mo mi metto a cantare. E che gli fa bravo, non ce l'ha più scemi fatto, stai qua. Sì. Mo pigliamo metà cantare. No. Mo pigliamo metà cantare. No. Mo mi mette a cantare. Mo mi mette a cantare. Mo mi mette a cantare. come si dice? E sono 3. Mo mi mette a cantare. Mo metà a cantare. Vai, fammi vedere. Mo metà a cantare. Vai. Vai, già attacchi. Ciao, dai, io collegato. Mo metà a cantare. Voglio ma arrivare la seconda parte che si muore. Voglio si muore. Guarda, quanti fans ti stanno guardando? Fanze o fanze? Le fans lui c'ha. Sei bloccato. Vai. Quando mi portarono la prima volta a casa e gli disse Mi vidi la nonna e disse. e gli disse Vai giocava. Non riesce a dire mi vide la nonna e disse. Mi vidi la nonna e disse. Cioè, vide non lo so dice vide, non dice proprio. Aspetti, che è, mamma? Allora, mi vide la nonna. quando mi portarono la prima volta a casa e gli disse Mi vidi la nonna e disse. Mi vide la nonna e disse. No, mi vide la nonna e disse. Disse. Allora, mi vide la nonna e disse. come si dice? E gli disse a nonna Mi vide la nonna e disse. e gli disse Mi sta a dire come Richino, come dici tu. Mi vide la nonna e disse. come sai c'è una lettera e gli disse a nonna No, mi vide la nonna e disse. e gli disse la nonna Ma come si fa? Ma perché si dà? Ma perché si down? Ecco. Vide la nonna e disse. e gli disse la nonna Ma perché si dà? allora che sta Mi vide la nonna e disse. una parola La parola è sempre quella. e mi disse Mi vide la nonna e disse. e mi disse nonna No, non ce la posso e fare. che sto Mi vide la nonna e e disse. mi disse nonna No, che la nonna deve era cifra, mi sta di a me. che sta la parola Mi vide la nonna e disse. e mi disse Ma nonna perché? Come chi? Mi vide la nonna e una disse. parola aspetta fammi come Allora, allora, mi vide. mi dite Mi vide. mi dite Vide. mi dite Non con rito, con l'occhio. Mi vide. mi dite Dive. mi dite zitta te Mi vide. mi dite Sta tutto contrario. mi dite mi dite la nonna Siamo lì. come c'è mi dite Allora, mi vide la nonna. mi dice la nonna Mi vide. mi dite Pure dici pure la vita, pure oggi hai la mi dite la nonna Mi vide la nonna e disse. mi dite la nonna E disse. e disse Fammi vedere come la fai. Allora. Dai, e fa. Mi vide la nonna e disse. No, mi vide la nonna e disse. Mi lasci sto bastardo. Ciao, Vini. Vai. Vai. La prima volta a casa. No, e morì. Mi vide la nonna e disse. Mi vide la nonna e disse. No, ciao, ma ci avete vicino a Is. No, mi vide la nonna e disse. Canta più a me. sì Lolo Mi vide la nonna e disse. e mi disse Mi vide la nonna e disse. e mi dille Mi vide. mi dive E morì. mi dive Vide. zitti Vite. Aspetta, fermo. Dicelo tu a babbo come si dice? Di vite. Si tale quale. Ma che faccio questa creatura? Ma che faccio che te? Ecco.
Fermo, dicelo tu a babbo come si dice? Divide. Si tale e quale, dice mi vide. Mi vide. Hai visto come la saputrice? Mi vive. Vide. Mi vive. Mi vibe. Mi vibe. Ma pensi che la creatura Ma con come fatta si fa? sciupata così? Mi vibe. E a moglie sarà come Is, fa, che se non so pigliare. Peggio, fra. Può essere. Povera creatura. Mi vide. Bravo. Mi vide. Mi vide. Cantala mo. Mi vide la nonna. Mi vide la nonna. No, non le parlare, cantare. E mi vide la nonna. Perché se no siamo marito. Mi vide la nonna e disse. E mi vide. No! Mi sa come righi. Mi vide la nonna e disse. E mi vide. Ci da viva. Allora, no, e mi vide la nonna e disse. Si può fare questa cosa? No, piglia e getta. Li cancello. No, allora, cancellato. Fa, mi vide la nonna e disse. E mi vide la nonna. Vide. Mi devo dire, guarda, scrivi a canzone anche non ti mai scrivere in parole complicate. Dici, ma varetta la nonna. Mi vite la nonna. Mi vite la nonna. Mi vite. Mi vide. Mi vite la nonna. Yes. Fammi vedere come fa. E mi vite la nonna. Vai, fammi sentire. E mi vite la nonna. E mi vide la donna. E mi vite la nonna. Vai, fammi sentire. E mi vite la nonna. Mi vide la nonna e disse. No! Mi vide la nonna e disse. Ma non ce l'ha fatto. Carmine, vide. Pensi che questo è complicato? Con la D. Carmine, mi vide la nonna e disse. Vide. De. La nonna e disse. E disse. Allora, mi dite. Hai sentito? No, mi vide la nonna e disse. Mi vide la nonna e disse. Ma varetta non è dicetto sin animale. Mi vide. Ci va così. Ma varetta non è dicetto. Come dice? Ma varetta non. Dicetto. No, può essere più semplice. Ma varetta non. Ma che metto è? Ma varetta, allora spacci di pigiama. Questa gente spacci. Ma varetta, però le cantà. Ma varetta non, e facendo spacci in mio. Ma varetta. Però continua. Ma varetta non è dicetto. E dicetto. E poi film, che mi portano non la prima volta a casa. E dicetto, ma come becchiaro la ciasca. Ma varetta non è dicetto, ma mi sembra una vergine. Quando mi portano non la prima volta a casa. Ma varetta non è dicetto. Allora, invece mi capisci che è successo, pensa che fatica c'è stare. Quando mi portano non lo so più. Appunto, piezzo. Ma mi portano non la prima volta a casa. Ma varetta non. Oggi ma varetta. Solo il 17. Salute i fans, sì. Ma varetta non è dicetto. Mo era bene. Lo struppone di zia Maria. Zia Carmela che guardava con il suo.
Zia Carmela che guardava con il suo struppone. Ti rendi conto? No, fra me mi stanno cose. Zia Carmela che guardava con struppone. Zia Carmela che guardava con il suo struppone. Non stupore, struppone. Zia Carmela che guardava con il suo... Zia Carmela che guardava con il suo struppone. Ti rendi conto? Stupore! Stupore. Bravo, stupore. Zia Carmela che guardava con il suo stupore. Bravo. Noi mi avremo la regista. Zia Carmela che guardava con il suo stupore. Oh, miracolo. Che dice? Ma fatti scudare pure a me. La nascita sembrava la mia nascita sembrava. La mia nascita sembrava quasi un funerale. Però cantate chiano. Vai. La mia nascita sembrava quasi un funerale. La mia nascita sembrava quasi un funerale. Mi dice veramente troppo funerale. La mia nascita sembrava quasi un funerale. Poi crescendo quel talento io l'ho coltivato. L'ho coltivato. Coltivato. Vai, poi crescendo quel quasi un funerale. Poi crescendo quel talento io l'ho coltivato. Coltivato. Va bene che il funerale. Vai. Coltivato. Poi crescendo quel talento io l'ho coltivato. Che falso vis. Io l'ho coltivato. Coltivato. Sembrava quasi un funerale. Poi crescendo quel talento. Io l'ho coltivato. 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 Calmago. Poi crescendo quel talento io l'ho coltivato. Coltivato. Ma non c'era l'imposizione. Io coltivavo e fa. Poi crescendo quel talento io l'ho coltivato. 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 Poi crescendo quel talento io l'ho coltivato. Non c'era l'imposizione. Capisci l'imposizione? Allora, sta massa lì. Poi crescendo quel talento io l'ho coltivato. L'ho coltivato. Fammi brigante. Poi crescendo quel talento io l'ho coltivato. Poi pigliesse femminata, gli piglia la mazza. Poi crescendo quel talento io l'ho coltivato. No, Franza, gelato. Vai. Gaetanino quando registrava non c'erano questi problemi. Dai Luca, ragazzi, perché ci sono comunque video. Ma non ristacca. A tutti i quartieri della sanità da parte di Camillo Alessiano. Prossimamente lo watch a tutti i quartieri della sanità. Io dedico a questa canzone tutti i quartieri della sanità, qualche spagnolo. Sammy se lo para la mosca come pare. Ecco. Guarda Pierino, sono dei figli, da una moglie, hai già visto. C'è speranza per tutti. Quartieri della sanità da parte di Camillo Alessiano. Questa è mia figlia. Questa è mia figlia. Ci capite, Io sarò a già Candiamo Napoli, i canali sono Italia Mia, l'1-4 811. Candiamo Napoli, c'è il Cammino Italia, un bacio, ci vediamo alla prossima. Chi ne manco nome suo, ci vediamo le ore, Cammino da mezzanotte. Magari. Ma voglio, sapete lavorare divino. Quando se l'avevo guardato. Qua. Candiamo Napoli, c'è il Cammino Italia, un bacio, ci vediamo alla prossima. Fatti un pezzo per giuro, va? No, senza una canzone per giuro. No, vabbè, così. Una sola, no, se no. E c'amma sempre a nascondere, ricordi nate per vincere, nessuno ci può mai sbattere, sta storia non tiene limite, se si potesse accattasse una casa in te nuvole. La casa in te nuvole. La casa in te nuvole. La casa.
A casa? In che nuova? Bella? Questo screen che tengo, è bello. Quando è bella, cavolo, è proprio bella. Guardate che li ricchio. La piccerella, se vuoi c'è su una silla, se ancora piccerella, caso innamorati te, lo sguardo affascinante, quando è vicina sera, va passi i motori ne sanno tutta da te, madonna come già fa, io non mi sa più scordare, bella, bella, sei la più bella, sei lucente e affascinante, guarda, guarda, mi tremo cuore, non mi aspettava, sei troppo brava, voglio tutto del tuo amore, te prego attraversi pazzamente la mia mente, pensa solo a te, se sei lento ci Prossimamente. prossimamente. Cioè, voglio una crecca, sempre sto. Che cazzo fanno? Da parte di Dalcano, da parte di Ma chi era con il registro pure? Se capisci. Io, ragazzo un po' particolare. Ma questa l'ha fatta 2 settimane fa, è attivo! Ah, è attiva No, fra, allora. l'ha fatto da tavola, ma diretti insieme in settimana. È attiva. Si va lei. Chissà, la migliore sarà registrata, sarà più Giulietta, sarà più. Ma tu capito che si è chiamato in cuore? Ma Ma Ricky, capisci che magari può tenere qualche problema? Ma la moglie non ce lo dice, sì, andai giù, ma... Cammini, che le sa moglie non tenevi problemi, che se ne è sposato? Un uomo Ragazzo un po' particolare. Particolare, voglio dire, non solo particolare. Una casa... No, lascia, cammina, vai nella Un po' home. particolare. Va nella home. Aspetta. Carmine, tu devi andare nella home, ti faccio un video, ti faccio stupire, fra. Ti faccio stupire. Nella home. Aspetta, scendi, siamo usciti pure noi. Perché? Perché cammina delle SNSchi? Scendi. Oh, che è sta capa? Aspetta. Un saluto a Pasquale. Carmine, sta un video che canta Alessio. Is ballareta Alessio. Fra. Ma perché è schi? Perché trova Carmine come tag, capi? Rispetto a Sasara, ciao TV. Ciao, sono Carmine D'Alessiano. Stasera alle ore 10:15 sarò a Ciao TV per presentare il mio primo lavoro di Ciao Marco. Lavoro discografico, nulla hit! Lavoro Per presentare il mio lavoro di show, ciao Marco! Ciao TV per presentare il mio primo lavoro. Alle ore 10:15 sarò a Ciao TV per presentare il mio primo lavoro di Ciao Marco. Da parte di Carmine D'Alessiano, ti aspetto, un bacio. Carmine D'Alessiano, ti do zucchero mio. Lo zucco a fresi. Ma quale zucco? La mia vita. Ah, sciurita. Allora, voglio aspettate. Tutti, mi chiamo Carmine D'Alessiano, sono in diretta con voi. Se blocco, giù. D'Alessiano, sono in diretta con voi, con le mie fans. Che cazzo, stupido. Sono liceo di quartiere tutto Napoli. Con Alessio e Gianni ci usciamo qua alle ore 20. Non posso guardare sempre. Carmine D'Alessiano, un bacio, sono tutti spaccato, non posso guardare sempre. E sono proprio un bel ragazzo per le mie fans. Che cazzo? Un bacio. Sì. Un bacio, sono tutti spaccato, non posso. Na Luca, Rafe. Senti qua. Un bacio, sono tutti spaccato, non posso guardare sempre. E sono proprio un bel ragazzo per le mie fans. C'è zecco. Un senso non ce l'ha. Io non lo so, cioè io non lo so. Gente dopo web già essere sta.
Io non lo so che... Kite, io non lo so, cioè giù, non lo so. Che già fa? È una favore, oh. Non lo so. Comunque, vabbè, ragazzi, è un ragazzo un po' particolare, penso che l'avete capito. Io stacco la live, penso che faccio una live tra poco su Instagram con la ragazza di ieri, perché io vengo a Instagram a aprire la live, non ci stanno problemi. Niente, io. Questo è. Va bene. No. Se volete venire su Instagram, oggi vi aspetto, che tra poco faccio tra un quarto d'ora, 20 minuti, faccio una live con una ragazza che abbiamo fatto la live ieri, ma parlate che belli cose. Vabbè. Sì, vado via qua, venite qua a Instagram. Un ragazzo un po' particolare, bene? Ciao ragazzi, siete particolari.